Sono anni che si parla, si ragiona, ma adesso è il momento di concretizzare. L'aveva annunciato in più occasioni ai nostri microfoni, ma stavolta sembra proprio la volta buona. Cavaso e Castelcucco si avviano a diventare un solo comune. Il motivo per questa accelerazione è molto semplice. La legge regionale prevede che bisogna fare la richiesta entro il 30 aprile dell'anno precedente alle elezioni degli enti, e Castelcucco il prossimo anno andrebbe alle elezioni. Così sia il sindaco Rugolo che il collega di Castelcucco Paolo Maris sono convinti. Due dei quattro comuni che inizialmente erano interessati all'operazione. E se Monfumo si è chiamato subito fuori, Possagno invece è rimasto in bilico per via della questione Fondazione Canova. Prendiamo atto, e però in futuro siamo sempre aperti e anzi li attendiamo. Per chi non l'avesse ancora capito, la fusione è diventata essenziale per questi due comuni. Cos'è che non si può fare con 2.500 abitanti che invece con 5.200 abitanti si potrà fare? Beh, indiscutibilmente l'organizzazione interna viene a migliorare enormemente. Unire i comuni significa avere più dipendenti in un tempo dove le amministrazioni si soffiano figure professionali come responsabili della ragioneria o segretari comunali. Ma significa fare anche economie di scala, considerando che a Cavaso i 70.000 euro che ritornano dallo Stato pagano a malapena i dipendenti e per tutto il resto il sindaco conta sui 330.000 euro che ogni anno arrivano da Scopiave. Purtroppo questo viene a minare la capacità programmatoria dei comuni, e questo in parte per 15 anni verrebbe compensato invece da entrate supplementari garantite dalla legge. Quindi c'è pure l'incentivo per un percorso già segnato che porterà in autunno al referendum confermativo. Ma avete già un nome? No, sarà la popolazione a decidere con un sondaggio. Una decisione che per il sindaco Rugolo si può racchiudere in questo slogan. Noi vogliamo creare il futuro e non subirlo.